Il primo corpo identificato alle Maldive della tragica immersione di subacquei italiani è quello del padovano Gianluca Benedetti. I corpi delle altre 4 vittime si ritiene possano essere nella stessa grotta dove è stato recuperato quello del 44enne padovano, istruttore di sub e capobarca della spedizione. L'operazione di ricerca dei sub italiani però è ad alto rischio, a confermarlo un comunicato della Forza di Difesa Nazionale delle Maldive. Le condizioni meteo sono avverse, le correnti sono forti e la grotta si estende a più di 60 metri di profondità. La Guardia Costiera maldiviana ha effettuato una prima immersione, tra i sommozzatori anche un esperto italiano, ma solo 2 segmenti della grotta sono stati ispezionati senza esito. La Procura di Roma intanto ha aperto un'indagine sulla morte dei 5 italiani nell'immersione nell'atollo di Vavu. Assieme al Gianluca Benedetti c'erano la biologa dell'Università di Genova Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Odenino, 31enne, ricercatrice torinese, e l'esperto subacqueo Federico Gualtieri. I magistrati romani attendono gli incartamenti che dovrebbero arrivare dalla sede diplomatica per affidare poi le deleghe alle forze dell'ordine. Secondo un testimone locale che era a bordo della safari boat Duke of York, l'immersione doveva durare meno di un'ora. Il gruppo si è tuffato alle 11 e alle 12, non vedendoli riemergere, sono iniziate le ricerche con la barca. A bordo anche un altro professore trevigiano, per un periodo docente dell'Università di Padova, l'entomologo forense Stefano Vanin. Sta bene ma è psicologicamente provato, riferiscono dall'Università di Genova, dove è attualmente associato di zoologia. Era sulla nave per una missione di campionamento di alcuni particolari insetti di interesse forense. Doveva tornare in Italia domenica. Nel frattempo il cordoglio per la morte del padovano Gianluca Benedetti è arrivata da parte del presidente della regione Alberto Stefani, che ha rivolto un pensiero d'affetto alla mamma del 44enne che lui conosceva indirettamente. Il mio cordoglio alla famiglia della vittima e anche ovviamente alle famiglie delle altre vittime che si sono verificate in questo triste episodio. So che si stanno accertando eventuali rischi e responsabilità del caso e spero che possano avere le informazioni adeguate nel più breve tempo possibile. L'ambasciata italiana a Colombo intanto sta offrendo assistenza agli altri 20 italiani che erano a bordo della barca che ha partecipato alla spedizione delle Maldive insieme ai 5 connazionali deceduti.